Il programma del Movimento 5 Stelle ha come priorità la crescita sostenibile. Per incrementare l'occupazione dobbiamo puntare su chi crea posti di lavoro veri e non precari. L'Agenzia regionale del lavoro deve favorire l'incrocio tra la domanda e l'offerta e ridurre la burocrazia per le imprese. La Regione, per sostenere la crescita, deve puntare su chi investe in innovazione, ricerca e sviluppo, formazione professionale. Noi non siamo quelli del no, ma diciamo sì a chi vuole riqualificare il patrimonio esistente, tutelare l'ambiente, investire in fonti rinnovabili e realizzare le opere pubbliche realmente necessarie e utili. Noi dobbiamo dare risposte a tutti quegli imprenditori che passano più tempo negli uffici pubblici che non nelle proprie aziende. Per fare questo e per raggiungere questi obiettivi, l'agricoltura è uno dei settori più importanti. I nostri agricoltori da sempre lamentano tre cose: l'aumento dei controlli eccessivi, il difficoltoso accesso al credito e i ritardi con cui vengono erogati i contributi e il calo dei prezzi dei nostri prodotti. Per quanto riguarda il commercio, continueremo a difendere la stragrande maggioranza degli operatori, quelli che lavorano nei centri storici e chi lavora nel commercio ambulante. Solo noi possiamo stoppare i grandi centri commerciali perché abbiamo le mani libere per farlo. Parlare di attività produttive significa parlare anche di energia, trasporti e infrastrutture. Fatelo insieme a noi e scriveremo insieme il programma più credibile e realizzabile mai avuto in questa regione.